la cosa più bella del mondo, la mascotte dei Denver Nuggets, Rocky, che secondo me è la più bella di tutti, che pizzica il sedere a Kendrick Perkins durante non un'azione di gioco, ma il gioco stava per iniziare e Perkins è stato lì da reagire, ma proprio gli ha tastato il sedere come fosse una bella donna. Cosa ne pensi? Una domanda tecnica, coach, siamo sul finale. Domanda tecnica: le mascotte possono toccare il sedere ai giocatori o no? È un'esagerazione. Cioè... Rocky, comunque, se dovessi fare una classifica delle mascotte, secondo me Rocky è davanti a The Gorilla. Molto bellino, carino, simpatico come faccia, leone di montagna per Denver, forse è esagerato, si è spinto un po' più là. Sentiremo domani Kendrick Perkins, lo chiameremo personalmente per sapere le sue reazioni e se è rimasto sconvolto, se non ha dormito nella notte, chissà cosa, si è mangiato male a seguito di questa tastatina della mascotte di Denver. È tutto, grazie Ilde Coach. Grazie a te, Guido, amici sportivi, anche con questo sempre grande basket qui su Sport Italia. Grazie anche da parte mia, queste sono le 5 migliori azioni della notte NBA, prima però vorrei rivedere le onde. Le onde sono così, Guido. Ok, arrivederci.